Allora lei è un contadino, no? Che la ciapaisca idea abbiava e vuol fargli un regalo a sua femmina, no? E comprare un bella radio. Allora il ciapa va su un negozio, no? Vede il commesso lì e lo chiama. Mi vorrei una radio di quei con mangiacassette CD, se che ne trova ancora di qui lì. Madonna, guarda qua quanti ghine. Ah, guarda che bel che ho lì. Cos'è che viene? 180 euro, c'è scritto. 180 euro? Ma io so che 150, ma il 180 euro non si può qua. Mi piacerebbe però regalarglielo. Ascolta, l'ho voluto portare a casa, sto a radio. Sì, allora ti butti via 30 euro, però in cambio ti fa dare una ingrumadina. Una ingrumadina per 30 euro di sconto? Sì, dai, guarda, Drio, stiamo un po', una ingrumadina. No, no, dai, guarda che regalo a tua femmina. Ce lo fa convinto, no? E va a dire un scabuzzino lì, tira su le braghe lì, e che via una ingrumata, porco cane. E viene fuori il commesso, tanto che altro di mettere a posto, che fa su il regalo, che è un pacchettea, tutto quanto, beh, no, quel fiocco bello, splendido, no? Arriva a casa da sua femmina, guarda qua cosa che ti ho regalato, Maria, guarda che bel regalo che ti ho regalato, dai, versilo, dai che mi tanto vai solo vai a cambiarmi. Allora la femmina c'ho la scuta contenta, madonna, cosa io qua, la verde del pack, madonna, la trova dentro dos sassi grossi così. Ioni, ma dai qua, ah, madonna, ma l'hai già dita per radio?